Via dalla canonica di San Lorenzo di Albignasego dopo giorni di polemiche e tensioni in una comunità sempre più ferita. Francesco Saviane, l'ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori, è stato trasferito nelle ultime ore in un'abitazione privata fuori provincia. Una decisione arrivata mentre cresce la protesta di genitori e parrocchiani per la scelta di ospitare il 37enne nei locali della parrocchia, accanto a una scuola d'infanzia. Al centro delle contestazioni anche la scelta di Don Cesare di ospitare il 37enne negli spazi parrocchiali dopo il suo allontanamento dalla scuola padovana nel 2023. Il sacerdote aveva motivato quella decisione parlando di carità cristiana, nonostante, secondo quanto riferito dallo stesso parroco, la diocesi aveva espresso indicazioni contrarie. Aumenta nel frattempo il numero di firme, arrivate a più di 600, nella petizione online promossa da alcuni genitori del centro d'infanzia San Lorenzo Carlo Oliviero per chiedere l'allontanamento di Don Cesare e di suora Anna Maria dagli incarichi educativi gestionali. Le famiglie parlano di una grave perdita di fiducia e chiedono verifiche indipendenti e maggiori garanzie per la tutela dei minori. Per domani sera, inoltre, davanti alla parrocchia di San Lorenzo è stato organizzato un incontro pubblico aperto alla cittadinanza dalle 18:30. Una comunità smarrita ritroverà la sua strada. Questo è il titolo dell'incontro, che si pone come obiettivo quello di riflettere, si legge, sul significato di comunità, responsabilità e libertà.